Dicono che in Sardegna tutti gli alberi guardano a levante. È il vento che li tormenta, è il vento che li piega. Sembra che il vento li corrompa ancora prima di nascere, ancora appena spuntati. Seguono questa inclinazione che è poesia e tormento, anche paura. Allora quando cantano si mettono in cerchio, in 2, in 3, meglio se in 4, anche in 5, perché le loro armonie prevedono delle voci che si inseriscono, degli accordi tenuti e delle voci che spaziano sopra con dei nomi che sono i nomi della loro lingua. Stasera abbiamo l'emozione di aver qua il coro di Bonannaro. Prego. Quando Gabriele D'Annunzio ha tante lingue e anche i dialetti, ma la lingua di Gallura, come l'ha chiamata subito, era per lui irripetibile, nonostante le sue infinite tentazioni, perché è una lingua che prevede il suono di Gallura, che prevede lo strumento di Gallura, che è la voce. Ora si metteranno a cerchio e ci canteranno la storia dei filatori. È un'origine un poco incerta quella di questa storia, però ha dentro dei significati spiritosi che noi non capiremo, ma sentiremo dalle vibrazioni della loro voce che parlano d'amore come sempre.